Porro per Jordan Larsson, Murata da Raffa Folì, la chiude lei, 15-8 al tiebreak, la Prosecco Dochi Mocovoglia Conegliano vince 3-2, gara 4 della finale scudetto. Più forti di tutto, della pressione di dover vincere essendo favorite, dell'agguerrita concorrenza di avversari che cercano invano di detronizzarle, della inevitabile sazietà di chi in 10 anni conquista qualcosa come 16 trofei. In gara 1 era arrivata una sconfitta al Palaverde che sembrava farle scricchiolare. Nella prima parte di gara 2 pareva a tutti che anche le Pantere Indomabili avessero alzato bandiera bianca. Invece siamo ancora qui a raccontare una festa giallo-blu. Il quinto scudetto, quarto consecutivo, terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Gara 4 a Monza, dopo la rimonta che ha visto Conegliano ribaltare la serie a suo favore. Ed è un'altra battaglia, conferma dello scudetto più sudato dalle ragazze di coach Santarelli, perché le avversarie non mollano, perso il primo set pareggiano, perso il terzo impattano sul 2-2 e ancora una volta è dunque il tie break a decidere la vittoria. Da Plummer a Silla, da De Gennaro a Voloz, il traguardo è tagliato, ma tutti gli occhi sono ancora una volta per lei, Paola Egonu e i suoi 37 punti d'acciaio. Lei, arrivata alle ultime battute con la sua Conegliano, l'addio, destinazione Istanbul, la prossima stagione, è vicino e sarà proprio contro Istanbul che il 22 maggio a Lubiana l'Imoco andrà a caccia della Champions per chiudere una stagione stellare e i tifosi gialloblu chiedono un ultimo regalo alla Pantera delle Pantere.